Siamo venuti a Cison, al bar Roma, per raccontarvi una storia che ha dell'incredibile. Com'è che il suo bar, con una recensione, si è trasformato in un ristorante e anche di pessima qualità? Ma questo l'ho scoperto casualmente la settimana scorsa guardando il sito di TripAdvisor e cliccando appunto sulla pagina del mio locale ho scoperto che un signore era passato di qua descrivendo il locale carino eccetera eccetera, poi la recensione finiva con un tono abbastanza amaro dicendo che aveva consumato delle lumache e della polenta di scarsa qualità, fredda, mangiare insipido e alla fine anche caro. Peccato che lei le lumache non le faccia proprio. Ma diciamo che noi come locale serviamo dei taglieri di affettati nostrani, delle focacce farcite eccetera, però non siamo un ristorante e quindi certi piatti come lumache, piatti preparati in cucina non possiamo neanche servirli e non abbiamo neanche mai servite. Lei naturalmente si è arrabbiato, ha scritto sia all'Ascom che a TripAdvisor. No, più che altro amareggiato perché la storia non corrisponde assolutamente il vero e questo può creare anche un danno di immagine non indifferente in quanto lavoriamo molto con il turismo qui ci sono adesso e quindi la gente, il turista che arriva da fuori, cliccando su questa pagina vede quello. Dapprima ho risposto al signore che ha scritto la recensione e non ho ottenuto risposta, dopodiché ho scritto all'Ascom mettendo a corrente la dirigenza di quello che era successo, dopodiché ho scritto anche a TripAdvisor, ma il tutto della vicenda che è molto curioso è che loro mi hanno risposto che dalle loro indagini hanno verificato e corrisponde al vero il tutto, e che è assolutamente falso.